quel che fa i popoli che vien da fuori, se sempre sta nella storia e quando che arriva un popolo che ti comanda, eccetera, prima cosa che vuol fare è scansare la memoria del popolo, perché Sì, così quel popolo si finito. Ma quando un popolo ha ancora le sue tradizioni, la sua storia, la sua memoria storica, e è ancora vivo, è ancora una nazione, anche se non è indipendente, mh-mh. però il vive stesso come un gruppo di persone che si aiuta un con l'altro e che ha qualcosa di simile, di compagno, Diciamo la prima roba che scomisci a far per scansellare la tua cultura, la se, ad vietare la esempio lingua. sì, 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 E io l'ho fatto anche in proprio. Brasile. Che ha fatto qua e come che aveva fatto là con Mussolini. Mussolini aveva fatto Lo anche faceva anche, per esempio, con altre comunità, per esempio con i sloveni, che sì. diciamo anche i sloveni che ha qualcosa di Veneto, se vediamo la storia antica. Podemo dire che anche i sloveni era una sorta di tribù venetea. Esatto, esatto, si può dire anche anticamente era così. E cosa aveva fatto Mussolini? Ti entrava in un bar e c'era scritto: "Qua si parla solo italiano". Mh. Ma non è giusto, perché loro gli ha sempre parlato sloveno, perché gli doveria parlare Parlar italiano? talian adesso, no, Perché? perché sì, non fa senso, poi Non fa proprio così. senso, è un'imposizione de ignoranza anche. Mi vorria invidare anche i veneti qua in Brasil a conoscere, tutta 'ste storia veneta che Piero Favero e le sa, straversi i suoi libri, no, i suoi libri de storia, perché il parla sì della storia veneta antica, il parla de storia veneta del Serenissima e sì, pudimo anche accattare le trasse de storia d'Ancoi, anche come che i veneti se Ancoi. Vorria sapere i mesi per cattare i to libri, i mesi andoi che i Ma veneti in Brasile i proveria a per voi cattare altri li trovi su Amazon. su Trovi Amazon. questo, li trovi tutti, anche questo in inglese lo trovi su Amazon. E allora Piero te ringrazio, non so se te vuol parlare qualcosa in più, ma mi te Volentieri, quando te ringrazio. vuoi, mi son qua disponibile, per me è un grande piacere, perché come te l'ho detto, so sta in Brasile, mica ho visto Recife, Natal, Salvador de Bahia, Rio de Janeiro. E adesso ti invito a venir qua, no, in te la prossima opportunità a venir qua a Non si conoscere i sa mai. veneti, dopo podemo anche a mangiare qualcosa buona, mangiare una polenta Polenta. in la festa della polenta, bere un gote di vin, un bicerete Perché no? de vin. E allora, l'è cosita. Mi te ringrazio qua un'altra Grazie a volta te e saluto tutti e quanti. se sentimo allora, se Volentieri, sentimo. volentieri.